lunga giornata di Quinto con un uomo destinatario di un provvedimento sanitario barricato in casa, delimitata la zona dell'intervento sulla Noalese. La trattativa è andata avanti fino al pomeriggio. Maxi operazione della finanza e dell'antimafia di Trieste, scoperta una rete dedita al traffico illecito di rifiuti ferrosi, frode fiscale per 300 milioni di euro, decine di perquisizioni in Veneto, anche nella Marca. Varianti Covid, Veneto primo in Italia per numero di sequenziazioni. Per il presidente Zaia bisogna obbligare tutti a farle. La variante indiana intanto si è sdoppiata. Riaperta la tangenziale, sanzioni in arrivo per un autista e società responsabili della perdita del pistone da 45 tonnellate. Anziché catene per fissare il carico, sarebbero state usate delle cinghie per non rovinarlo. Si dichiarano soddisfatti i primi maturandi trevigiani alle prese oggi con i primi colloqui. Molti hanno scelto temi di attualità legati alla pandemia e in tanti sognano anche il camice bianco. Presentazione della prima stagione di spettacoli all'aperto nell'area dell'ippodromo Sant'Artemio, una struttura che potrebbe riconvertirsi in arena per accogliere fino a 90.000 spettatori. Domani il governatore al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Mattarella di Olimpiadi. Un messaggio sarà lanciato, in particolare quello di accelerare sulle opere pubbliche. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono i fatti di Quinto di Treviso ad aprire questa sera l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, perché questa mattina un uomo si è barricato in casa, doveva essere sottoposto a un provvedimento sanitario. Le trattative molto tese sono andate avanti per tutta la giornata. È stata una giornata ad alta tensione quella vissuta a Quinto di Treviso, in un'abitazione lungo la Noalese, dove a metà mattina un cinquantenne che doveva essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio si è barricato in casa. Sono da poco passate le 10 quando i servizi sociali allertano forze dell'ordine e soccorsi. Il timore principale è che l'uomo possa farsi del male o causare danni anche ad altri. Si trova nel suo appartamento da solo e non vuole aprire a nessuno. Da qualche tempo è in uno stato di disagio e difficoltà personale. Sul posto arrivano così gli agenti di polizia locali, i carabinieri, il SUEM 118 e i vigili del fuoco, un dispiegamento di forze che per tutto il giorno tiene la comunità con il fiato sospeso. La stessa viabilità lungo l'arteria subisce dei rallentamenti. Arriva poi il sindaco Stefania Sartori. La trattativa inizia quando intervengono i carabinieri del 4° battaglione di Mestre con le squadre operative di soccorso e un negoziatore dell'arma, un maresciallo del nucleo investigativo di Treviso specializzato in questo genere di interventi. A coordinare i lavori il comandante provinciale Gianfilippo Magro. La mediazione va avanti per quasi 6 ore. Alle 17 la situazione si sblocca anche con l'arrivo del fratello dell'uomo. Alla fine i vigili del fuoco non sono costretti a forzare la porta d'ingresso e si tira un sospiro di sollievo collettivo. Confortato e rassicurato, l'uomo viene affidato alle cure dei sanitari e portato al cafoncello. C'è anche una maxi operazione della Guardia di Finanza su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, scoperta una rete dedita al riciclaggio e al traffico illecito di rifiuti ferrosi, frode fiscale per oltre 300 milioni di euro, perquisizioni anche nella Marca trevigiana. Maxi frode fiscale internazionale, riciclaggio e traffico illecito di rifiuti per 300 milioni di euro, 5 arresti, 53 indagati, 50 perquisizioni nelle province di Udine, Gorizia, Treviso, Padova, Belluno, Verona, Venezia, Brescia e Como e sequestri per 66 milioni di euro. Sono gli elementi principali e riassuntivi relativi all'operazione denominata Via della Seta della Guardia di Finanza di Pordenone su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Il sodalizio criminoso operava nella commercializzazione illecita di materiali ferrosi e non come rame, ottone, alluminio, normativamente inquadrabili come i rifiuti metallici non pericolosi. Nel dettaglio è stato scoperto un patto tra criminalità italiana e cinese che non avevano connessione tra loro se non per gli obiettivi finali. L'una di portare denaro da conti correnti cinesi in Italia, l'altra di far arrivare in Cina denaro liquido nei propri conti correnti. C'è un gruppo che aveva un obiettivo, quello di far retrocedere in nero quello che è andato all'estero in chiaro. E c'è un gruppo che aveva l'obiettivo opposto, quello di portare all'estero, in Cina in questo caso, del denaro in chiaro, tenendosi il nero qui.
Allora un nero in entrata e un nero in uscita si sono compensati. Succedeva che i soggetti italiani hanno trasferito in Cina 150 milioni sulla scorta di inesistenti importazioni di acciaio e di ferro, e all'accredito i cinesi consegnavano cash in buste, anche con 200.000 euro in contanti, direttamente agli italiani in controvalore. Il denaro riscosso dagli italiani avveniva attraverso buste che si potevano camuffare facilmente come borse di acquisti vari, vestiti o altro, all'interno di noti centri commerciali all'ingrosso cinesi di Padova e Milano, con un vero e proprio passaggio di mano del denaro. La struttura dell'intero modus operandi era basata sulla creazione in Italia di società ad hoc con funzione di intermediari nel commercio dei rotami metallici. Queste emettevano fatture false con operazioni di acquisto all'estero della merce ferrosa, ottenendo anche fittizia documentazione di conformità. In realtà il materiale veniva reperito a nero da scarti industriali che poi con tutta la documentazione veniva venduta al cliente finale, ovvero le acciaierie, ignare di tutto il giro illecito. Le investigazioni sono state avviate nel 2018 in seguito ad anomale movimentazioni finanziarie intercorse tra un'impresa con sede nella Repubblica Ceca e una neocostituita azienda in provincia di Pordenone. Vi era una società di Pordenone che nell'ambito di poco più di un anno aveva avuto un incremento di fatturato da 10.000 euro a 52 milioni, cosa che di per sé è già anomalo. Sui reati fiscali dobbiamo accendere veramente un faro e dobbiamo cominciare a pensare che sono reati gravi perché tradiscono la fiducia che il popolo italiano ripone sulla correttezza fiscale e che per adesso i lavoratori dipendenti sono gli unici a poter garantire. È stata riaperta alle 16 di oggi la tangenziale di Treviso con particolari precauzioni nel tratto in cui un camion, perdendo il pistone di acciaio di 45 tonnellate, ha distrutto il guardrail nei giorni scorsi. Per le violazioni al trasporto la polizia locale fa sapere che sono stati elevati 2 verbali per la sistemazione irregolare del carico. Anziché utilizzare delle catene per fissare il carico sarebbero state usate infatti delle cinghie per evitare il danneggiamento dell'oggetto trasportato, ma risultati insufficienti per tenerlo saldo. Inoltre dalle perizie risulterebbe che nella parte inferiore ci sarebbe stato del grasso messo per salvaguardare il pistone, invece non risulta tra le cause la velocità. La ditta è stata quindi sanzionata. Ci sono poi i temi del Covid, con il governatore Zaia che oggi da Marghera è tornato in particolare sulla questione delle varianti e sulla necessità di nuove sequenziazioni. Sono arrivate questa mattina le dosi da somministrare per la vaccinazione eterologo, ovvero per le persone under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca e che ora dovranno fare Pfizer o Moderna. Insomma, per i 36.000 veneti che faranno il mix di vaccino, si tratta di 20.000 dosi di Moderna e 10.530 Pfizer. Nei prossimi giorni arriveranno altri vaccini, lo ha annunciato il presidente Zaia, che ha anche ribadito la vaccinazione non è obbligatoria. Nessuno è obbligato a fare le vaccinazioni, ma noi abbiamo l'obbligo di legge di mettere nelle condizioni chi vuol farsi la vaccinazione di vaccinarsi. Io capisco che a qualcuno non va a genio neanche questo, ma questa è la legge. Poi ha aggiunto, il tema da discutere ora con il governo sarà obbligare le regioni a fare un determinato numero di sequenziazioni per dare un'identità ad ogni tipo di coronavirus trovato dai tamponi. Il Veneto è pronto a confrontarsi con questa sfida. Penso che adesso dobbiamo obbligare tutti a fare le sequenziazioni, perché abbiamo capito una cosa, che siamo passati da un virus che cacciavamo con il carro armato ad un virus che oggi dobbiamo colpire col cecchino. Ad oggi i vaccinati over 80 hanno raggiunto il 90%, i sessantenni l'81,9%, la fascia dai 50 ai 59 il 71,6%, i ventenni vaccinati e prenotati in Veneto fino al 4 agosto sono il 48,4%. Con questi numeri entro agosto avremo messo in sicurezza la gran parte degli over 60, dopodiché ci resteranno da fare in gran parte solo i richiami, ha aggiunto il governatore, definendolo un giro di boa. L'assessore Lanzarin ha invece affrontato la questione delle prestazioni sospese durante la pandemia. Ieri è passata in giunta una delibera che mette in atto un piano operativo per il recupero delle prestazioni. Questa delibera cosa dice? Dice che le USL hanno tempo fino al 30 di giugno, quindi hanno 15 giorni per fare un piano e per definire quindi le modalità con cui da qua a fine anno recupereranno le prestazioni.
Oggi, primo giorno della maturità 2021 che vede coinvolti nella Marca oltre 7.000 studenti, maturandi che per il momento si dichiarano soddisfatti e iniziano a sognare. Avevo un po' di agitazione all'inizio, però subito dopo essere entrata, ecco, i professori hanno fatto di tutto per mettermi a mio agio, sono stati tutti molto gentili. Pensavo peggio, invece alla fine dai, sono riuscito a rispondere alle domande e penso sia andata abbastanza bene. Ero molto in ansia, però è andato tutto bene, sì. In realtà non è come ce la si aspetta, è molto più tranquillo. Cambiano le modalità d'esame, ma l'emozione dei maturandi trevigiani resiste anche al Covid, così come la suddivisione quasi antropologica tra ansiosi e imperturbabili. Tranquillissimo. Siamo sereni noi. Tanto alla fine abbiamo fatto sto percorso qua insieme, qualcosa abbiamo imparato. Sono 7.847 i giovani trevigiani che da qui ai prossimi giorni saranno maturi, 183 le commissioni d'esame composte da insegnanti interni e presidente esterno, circa un'ora di colloquio per tutti, con la partenza affidata a degli elaborati scritti dove il piano di studi si è quasi sempre intrecciato con l'attualità. Si tratta proprio della disintossicazione dai social, che riguarda appunto gli adolescenti ma in generale le persone, e appunto è molto importante sensibilizzare i giovani su questo argomento. Cambridge Analytica e lo scandalo Cambridge Analytica e la questione dei big data. Io ho portato Charles Dickens con Oliver Twist per l'infanzia rubata appunto dal lavoro minorile. Io ho scelto il valore educativo delle fiabe e dei cartoni animati, quindi anche come possono influire e la contraddizione con quella che è la società contemporanea. Maturità che scandisce il tempo di nuove decisioni, molti, complice il periodo, sognano la professione medica. Penso di provare medicina, comunque è un tragitto molto lungo e tortuoso, però ci proveremo. Mi piacerebbe entrare a medicina l'anno prossimo, quindi la mia estate la passerò anche un po' a prepararmi per il test entrata. Voglio andare a fare scienze motorie a Ferrara e diventare un personal trainer. Dai banchi di scuola ai banchi della vita, in molti sembrano già maturi. Che di fronte agli sbagli e ai nostri mali bisogna essere sempre uniti e condividere dolori e sofferenze con gli altri per cercare di uscirne insieme. Quest'anno quindi solo prova orale in presenza e la dirigente scolastica provinciale Sardella che si dice contraria all'ipotesi del ministro Bianchi di abolire definitivamente la vecchia formula d'esame. Oggi il via per i 7.878 studenti trevigiani per l'esame di maturità 2021 senza prove scritte ma colloqui orali in presenza. Formula che ha i suoi lati positivi, spiega la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, perché stimola ragionamento e capacità critica in un colloquio interdisciplinare elaborato. Ritengo che comunque sia un esame che consente ai ragazzi, sempre che è condotto in maniera adeguata, intelligente da parte dei docenti, consente anche ai ragazzi di poter esprimere e dimostrare quanto hanno appreso in termini di conoscenze e di competenze. Anche se poche sono le adesioni di dirigenti scolastici rispetto all'ipotesi avanzata dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi di lasciare questa formula inalterata anche per il prossimo anno, abolendo di fatto la vecchia versione con 2 prove scritte e l'orale. Nulla togliendo al valore di questo esame, io ritengo che in realtà lo scritto debba rimanere, secondo il mio parere. Oltre al fronte della maturità che si gioca in questi giorni, c'è il fronte delle bocciature. Quest'anno a risentirne sono state soprattutto le seconde classi delle superiori dopo lo stop imposto nel 2020 dall'allora ministro Lucia Azzolina. È un boom, anche se in realtà appunto sono dati che potremmo definire un po' falsati, nel senso che l'anno scorso era stata comunque sospesa con la possibilità di bocciare, quindi non ammettere l'anno successivo, e quindi i ragazzi che non hanno recuperato le lacune sono stati fermati. Problema che non è dipeso dalla didattica, dice la dirigente dell'ufficio scolastico, quest'anno alternata tra presenza e distanza, ma che per l'anno prossimo si auspica venga definitivamente accantonata. Io mi auguro che si ritorni in presenza, questo è il mio appello e l'ho sempre detto e sono comunque convinta di questo. Possibilità che si fa avanti anche grazie ad una campagna vaccinale estesa a tutte le età. La vaccinazione si è estesa e si sta estendendo a tutte le fasce della popolazione, per cui ci lascia ben sperare che il prossimo anno possiamo ricominciare anche l'anno scolastico in maniera serena.
Dalla scuola al mondo dell'impresa con gli artigiani trevigiani che hanno scelto un nuovo presidente. Vediamo di chi si tratta. È Oscar Bernardi, il nuovo presidente della Confartigianato della Marca Trevigiana. L'elezione ieri sera con il voto unanime da tutti i mandamenti, segno importante di coesione di tutti i territori. 56 anni, artigiano del settore edile e immobiliare, è già stato presidente del mandamento di Castelfranco. È consigliere di Veneto Garanzie e siede nel Consiglio della Camera di Commercio. Passaggio quasi naturale con l'uscente Vendemiano Sartor che lascia al termine del suo mandato. Tanti i fronti aperti per il neopresidente, primo tra tutti il lavoro che non manca in termini di quantità ma di professionalità. Non conosco ditta artigiana oggi dei vari mandamenti che non abbia oggi la richiesta di avere del personale. Chiaro che questo personale non può essere personale, passatemi, di un livello un po' basso, ma sicuramente con qualche corso di aggiornamento, di formazione, sicuramente possiamo dare la possibilità a molti di venire a lavorare nelle nostre imprese. Oltre alla formazione è la lotta alla burocrazia, l'altro grande tema che richiede un confronto chiaro con le istituzioni pubbliche. Cercheremo di essere sempre attenti a tutte le necessità che hanno i nostri soci, i nostri artigiani, ma sicuramente il rapporto che avremo con le istituzioni pubbliche sarà quello di avere un contatto sempre diretto e a distanze brevi. E per il presidente Bernardi la prima spina nel fianco da togliere riguarda il bonus del 110% sulle ristrutturazioni. E la confusione che è nata su questo tema è troppo elevata a questo livello, secondo me. Abbiamo qualche difficoltà a reperire dei materiali, abbiamo dei costi che stanno aumentando. Abbiamo già fatto comunque delle interpellanze a chi di dovere e vedremo come ne potremo uscire. Faremo un focus proprio per dare un po' di chiarezza su tutto quello che sta avvenendo oggi e lo faremo sia per dare la possibilità a chi ha già iniziato queste operazioni nelle proprie abitazioni, sia per i nostri soci che comunque hanno bisogno di essere supportati. La normativa purtroppo cambia repentinamente e su questo dovremmo essere tutti informati. La partenza è buona comunque. Sì, dai. Sono entrati in funzione domenica e erano stati inaugurati soltanto venerdì e uno è già stato imbrattato. Parliamo di uno dei nuovi treni elettrici della linea Conegliano-Belluno. L'autore sarebbe un graffittaro recidivo che ancora una volta ha lasciato la sua impronta sulla facciata di un convoglio giunto a Belluno lunedì sera. Di un gesto che grida vendetta ha parlato oggi anche il governatore Zaia, che ha lanciato un appello: i responsabili si costituiscano. E a Castelfranco Veneto non si placa lo sdegno per l'atto di vandalismo ai danni del capitello dedicato a Sant'Antonio nella frazione di Salvatronda. Un gesto inqualificabile e vergognoso, un oltraggio al santo, alla devozione popolare ma anche all'identità e alle tradizioni della gente veneta. Sono le parole che il presidente del Veneto, Luca Zaia, usa per commentare il vandalismo contro la statua dedicata a Sant'Antonio a Salvatronda di Castelfranco nel giorno della celebrazione del santo. Il clamore e lo sdegno per questo episodio continuano a crescere anche perché quel capitello, fatto erigere nel 1913, era stato restaurato appena 8 anni fa. Con il contributo ovviamente di tutta la popolazione di Salvatronda, tenendo conto che il sacello fu costruito nel 1913 con le rimesse fatte dai nostri emigranti che erano andati all'estero. Non ha solo una valenza religiosa, ha anche una valenza sociale, comunitaria, perché con questo gesto i nostri emigranti hanno voluto far sentire e continuare a far sentire la loro presenza. Sicuramente è una mancanza di rispetto proprio verso chi ha lasciato la comunità e vuole in questo modo farsi ricordare. Gli autori dello sfregio hanno staccato parte della mano del santo e parte del piede di Gesù Bambino. Già in passato c'era stato qualche precedente. È stata buttata una vernice ai piedi di Sant'Antonio, però arrivare a questo punto siamo andati un po' oltre, insomma, quindi per me lo considero un atto sacrilego in tutto e per tutto. Speriamo di riuscire a recuperare, restaurare questo Sant'Antonio e riportarlo alle sue origini. Il problema è che i pezzi mancanti non sono stati trovati e questo complicherà il restauro. La polizia locale sta indagando per risalire ai responsabili. Speriamo sia stata una ragazzata e che però ci sia anche un risvolto, diciamo,
di scuse da parte di questi ragazzi che hanno voluto fare questa bravata, diciamo, e noi speriamo in delle scuse, ecco. Da Castelfranco a Treviso, mentre i residenti della zona tra via Roma e via Orioli scrivono al sindaco per comunicargli che l'ordinanza anti-alcol sta dando gli effetti sperati e la situazione dell'ordine pubblico è in miglioramento, nella notte il gruppo Prime Trevigiani ha provocatoriamente affisso dei cartelli in cui si leggeva "attenzione zona di spaccio", si chiamava così in causa gli stranieri, si incitava i residenti a riprendersi la propria vita e la propria libertà. Critici gli stessi abitanti della zona, ma anche il rappresentante di Coalizione Civica Luigi Calesso, che ha parlato di scritte inqualificabili. Così quindi a Treviso. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per ritornare a Treviso e parlare della stagione di spettacoli all'aperto nell'area dell'ippodromo Sant'Artemio. Dopo Verona, il Veneto può contare anche su un'alta arena, quella della Marca. La presentazione del progetto questa mattina a Cassugana con l'avvio della rassegna di spettacoli dal titolo Veneto oltre il 2021, con 8 eventi da Subsonica a Antonello Venditti, tra musica e cabaret. Dall'8 luglio al momento, stando alle prescrizioni anti-Covid, la capienza prevista è al massimo di 2.000 spettatori, ma per tutti questa stagione stabilirà se dal 2022 anche la Marca potrà accogliere grandi eventi. È paragonabile all'ippodromo di Firenze, intorno agli 80.000. Di massima. Noi non abbiamo rimandato al 2022 perché non avevamo niente di preciso e abbiamo provato a provare la struttura facendo spettacoli da 4.000 sedie e 2.000 persone. Anno di rodaggio quindi per il Sant'Artemio, che comunque non poteva rimanere solo ippodromo. I tempi cambiano, quindi ciò che poteva essere 10-15 anni fa per il mondo dell'ippica oggi non lo è, e avere strutture così importanti dedicate esclusivamente a quell'attività oggi stride. La sfida è anche quella di provare a immaginare una logistica ulteriore che possa anche far ospitare qualcosa di più. Una gran bella sfida è che se l'edizione di quest'anno ci sarà, però ci consentirà di analizzare e studiare anche ipotesi di un pubblico più ampio. Treviso è il primo promotore della trasformazione, anche perché l'ippodromo è di Cassugana, pur essendo nel territorio del comune di Villorba, e toccherà per prima a Villorba assorbire i preventivati 90.000 arrivi, per qualcuno già un azzardo, considerando che Treviso ad oggi conta poco meno di 85.000 abitanti. Senta, però 80.000 persone non è che poi strada ovest diventa sostanzialmente intasata di pedoni che vogliono entrare all'ippodromo. Ma anche lo fosse, che problema c'è? Si tratta solo di organizzarsi, programmare e fare le cose come vanno fatte dalle pubbliche amministrazioni per tempo. Lo sport, c'è un aggiornamento importante per gli sportivi perché la De Longhi Treviso Basket ha salutato nel pomeriggio di oggi David Logan dopo 3 stagioni indimenticabili trascorse insieme dal club. Arriva un in bocca al lupo al giocatore e un ringraziamento per quanto fatto con coach Menetti. Andiamo adesso a Belluno. In apertura della cronaca dal bellunese un'ottima notizia, perché da questa settimana gli ospedali bellunesi sono finalmente tornati a essere Covid-free. Questo significa che non sono più ricoverati pazienti positivi nei nosocomi del territorio. A comunicarlo è la stessa Ulsuno, che sottolinea come alcuni posti letto rimangano comunque a disposizione. Un risultato positivo a suo modo storico che va letto assieme ai dati della campagna vaccinale. Oggi la percentuale dei cittadini vaccinati nel bellunese con almeno una dose è pari al 58,1% della popolazione. Di notizia positiva parla il direttore generale Maria Grazia Carraro, che dice però non abbassiamo la guardia. Domani intanto il governatore del Veneto Luca Zaia sarà a Roma al Quirinale dal presidente Mattarella per parlare di Olimpiadi e sarà lanciato un messaggio forte e chiaro soprattutto sul fronte delle infrastrutture. Parleremo col Capo dello Stato e poi vedremo che discorsi ne usciranno. Però è un incontro importante domani per noi. Le Olimpiadi sono, come si può dire, uno dei gol principali di questo paese.
Al Quirinale per parlare di Olimpiadi, questa è una delle missioni romane del governatore Zaia, che incontrerà il presidente Mattarella accanto agli altri rappresentanti del Comitato Olimpico. 5 anni passano in fretta, c'è un evento da programmare nei dettagli, ma soprattutto, dice Zaia, occorre velocizzare i cantieri e scongiurare il rischio di incompiute. Da parte nostra molto bene, da parte delle infrastrutture bisogna accelerare un po' di più. È innegabile che il passaggio delle Olimpiadi in Veneto lascerà opere pubbliche importanti. Adesso si tratta di capire se le vogliamo lasciare completate o in corso di completamento per il 2026. 2 i nodi viari in particolare lungo la Lemagna. La variante di Cortina sarà una delle opere delle Olimpiadi. La variante di Longarone, altro nodo di quella valle. E ancora il villaggio olimpico e la viabilità intervalliva con un traguardo ambizioso. Siamo capaci di arrivare al 2026 e collegare Cortina ad Arabba e Cortina al Civetta. Noi faremo un percorso sugli sci che è il doppio del Sella Ronda. Cioè, guardate, le Olimpiadi passano solo una volta. Nella giornata romana di Zaia anche l'incontro già pianificato e annunciato con il ministro Giorgetti per il salvataggio di ACC. I fronti aperti nel bellunese non si esauriscono certo con le Olimpiadi. Maturità al via anche per 1.600 studenti bellunesi, queste le loro prime impressioni. Più facile di come sembrava, c'è tanta ansia, però alla fine è stata abbastanza tranquilla. È stata anche più facile di quel che mi aspettavo, i professori tutti bravi, gentili e ti facevano sentire a tuo agio. L'elaborato che abbiamo presentato appunto è stato discusso per 10 minuti e poi sono state fatte delle domande nelle varie materie. Non mi è dispiaciuta per niente questa modalità, mi ci sono trovato abbastanza bene rispetto comunque a fare 2 scritti che sarebbero stati molto impegnativi. Non che questa modalità non sia stata impegnativa, ma sicuramente, almeno per me a livello soggettivo, che comunque con un po' di esercizio ho imparato a esercitarmi molto, a presentare, a esporre, è stata sicuramente un punto a favore. Beh, io avrei preferito anche un po' di scritti perché sul campo, diciamo, orale non eccello molto, però penso che andrà bene anche quest'anno nonostante il cambio di modalità. Quest'anno senza lo scritto ma con il maxi orale, i maturandi bellunesi hanno iniziato ad affrontare l'ultimo scoglio, quello dell'esame, che oggi è scattato per circa 1.600 di loro distribuiti negli istituti superiori della provincia. Notte prima degli esami tra ansia e relax per loro, prima di guardare alla sospirata estate. Ho ascoltato la solita canzone di notte prima degli esami e poi ho cercato di dormire e di riposare, anche se non mi è venuto proprio bene perché non sono riuscita a dormire granché. E a proposito di musica, di grande musica, 2 settimane fa esatte il concerto evento di Feltre con i Nomadi protagonisti, un'emozione fortissima, ha raccontato ieri sera a Ring Beppe Carletti. A Feltre è stato bellissimo e sicuramente sarà bellissimo anche nei concerti che andremo a fare. Ecco, io spero che ne stanno arrivando parecchi, quindi l'importante è partire, no? Dare un segnale e noi siamo quelli che i segnali li diamo forti. Migliaia di concerti in una carriera costellata di successi, eppure Beppe Carletti, anima dei Nomadi, si emoziona ancora nel ripensare alla data 0 di Feltre, primo vero evento della stagione musicale italiana, un esperimento apripista per l'organizzazione e gestione dei primi live. Era il 30 maggio scorso quando al Palaghiaccio 1.000 persone distanziate con mascherine sono state protagoniste di un pomeriggio a prova di Covid. Ma la musica è anche impresa e lavoro, con i Nomadi che proprio a Feltre hanno adottato una precisa filosofia per fare lavorare tutti, musicisti, tecnici e fonici. Noi ci siamo autoridotti il nostro cassè come Nomadi e abbiamo lasciato intatto il cassè di chi lavora con noi. Questa è un'operazione bellissima. Noi non andiamo là a unplugged con la chitarra e il pianoforte, andiamo là tutto quello che serve per fare un concerto come se fossimo davanti a 10.000 persone. Cuore nomade, insomma, significa anche questo. Feltre ha fatto scuola. Stasera ci lasciamo quindi in musica, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. La
Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al Meteo. Alta pressione africana sempre ben presente, qualche temporale e caldo in aumento. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 17 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, locali annuvolamenti alternati a schiarite, poi non si esclude anche qualche rovescio o temporale dalle ore centrali sui rilievi e sulla pedemontana. Clima via via più rovente, con temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 32 gradi, con punte anche di 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, ma anche in questo caso qualche nuvoletta ci sarà, però innocua. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento al mattino, a seguire acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 29-30 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.